Tutto a posto niente, tutto a posto. Mercenario. Ma che mercenario è mercenario? Bah, no. Non lo capisco. Ma poi scusa. Non lo capisco. Ma poi noi mercenari siamo. Mercenari siamo. Ma meno male. Ma un colonnello ti rieti i piccioli più tu. Colonnello? Ma che non lo sento il colonnello? E allora che sì, che mercenari siamo, mercenari? Vedi che pure tutto a posto, e me cai male. C'è da impazzire insieme, c'è da fare come i pazzi. E me cai male. Cosa dobbiamo calmare? Ma poi neanche, niente, non si fa... nega l'evidenza. Questo dei mercenari è una cosa seria, perché noi abbiamo una missione. La nostra missione è il calcio, questo nostro calcio che lo stanno distruggendo, quindi noi dobbiamo far andare via tutte queste persone, tutti questi cristiani che sono lì solo per apparire, fanno politica, devono andarsene, non fa bene al calcio. Vogliamo solo persone che ci rimettono soldi nel calcio, perché il nostro calcio è dilettante. Questa è la nostra missione e io ce l'ho ho un'arma che li distruggerà a tutti, Salvo. È l'arma più bella del mondo, è l'arma più di distruzione di massa del mondo. Noi abbiamo un'arma che non ce l'ha nessuno e finché ce l'abbiamo noi non possiamo perdere, Salvo. Ecco perché, e sono orgoglioso di essere mercenari, perché sono le quelle che ci scegliamo noi. Non quelle che ci fanno fare gli altri, non tutte queste pubblicità occulte con cui la gente ci vuole usare per farsi pubblicità. Io ricordo quando c'è stato Mourinho, Monaco di Bevere, se questo vuole farsi pubblicità con me deve pagarmi. Ecco. Bravo. Hai detto bravo. Ho diciuto bene. Ho diciuto bene. E finché noi abbiamo la nostra arma, perché la nostra arma è questa. Questa è la nostra arma. Finché c'è questo non potete prendere in giro nessuno, perché alla fine, finché questo qui entra in un campo, nei nostri campi, non potete bluffare. Basta con i presidenti che poi mettono soldi e non li danno, direttori sportivi che manco sanno gli spari che fanno, tratta le mani i giocatori, tratta le mani gli allenatori, prenderli in ostaggio, se giochi devi stare zitto perché sennò soldi non te ne diamo, e i soldi non esistono perché poi questi rimborsi spese che non sono neanche codificati in questo caso. Bravo, non l'ho capito che ha detto, però sono d'accordo. Bravo, ti sei piaciuto? Fottetenne, Salvo, parliamo. Piero, ma a parte tutto questo schifo, questo movimento, queste minacce di denunce, di controdenunce, tutto questo casino, tutto questo voglia di fare parlare. Io mi diverto. Questa gente vuole fare parlare, neanche sai i fatti di casa propria. In tutto questo, Piero, ti devi calmare, ti devi dare una calmata. Salvo, sì, io sono calmo, perché alla fine sono, tu lo sai, io quando mi uccidono non vedo male. Sono calmo. E la nostra arma, tranquillamente lo dico, è sempre questa, sai? Quindi devo sempre tremare, no? E finché non ci pagano, siamo mercenari. Però vedi che cosa, uno lavora, rischia la vita, rischiamo la pelle. Rischiamo la pelle. E non ci vogliono per fare gli interessi di chi?
soltanto del nostro calcio, per portare avanti una missione. A noi con colonnello è fatta di piccio, salvo. Io col colonnello non ho più niente da fare. Allora abbiamo chiuso. È tranquillo? Sì. Ha avuto una vita difficile. Come tutti noi del resto. That I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat fresher than wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock, bob with the bob, dang, dang. Pow, 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 chicka pow, chicka wow, wow. Got your girl, woman of a pow, 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 and slow it down, throwing the town to the town. Throw me down, I don't know how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. It's spin to the AM. So break the bass up like crazy. Let yourself go, let yourself go. I say, before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. Say that
And I was high for this cough syrup and styrofoam. All I knew was I fell asleep, then woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Bars hard, drugs hard, though that's the past, but I don't get enough code here. Got future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, Marshall Mathers, get out of the body now. Get the bar so leathered. Kangos and heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, man, you bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl, this is your jam. Unless you got toe jam. Shoes off, let your hair down. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. We gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's spin to the AM. So baby, make just like cake. Better let yourself go. Let yourself go. I say, before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's spin to the AM. So crank the bass up like crazy and let yourself go. Let yourself go. I say, before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. Benvenuti amici dell'edicola dei due mercenari, mister Piero Gatto e Salvo Sorci, mercenario. Sì, comincia la guerra, cari amici nostri. E comincia la guerra è cominciata la guerra settimanale, quindi c'è stato il promo a presentazione diciamo, della puntata. Ma perché parla così? Perché da mercenario? È rimasto con la voce. E incominciamo a tremare, i mercenari sono qui. Sono qui. E allora? Andiamo alla partita di cui abbiamo fatto vedere le immagini. Quella Paceco. E fammi il rinvio, veramente, ma non c'ha proprio una ma io ho capito perché scusami. Ma che perché finire? I mercenari fanno ti sparo. Perché c'è i mercenari fanno. I cristiani ridono poi. Esattamente, è un po' mercenario. Questa terminologia, questo slang. Che significa la parola mercenario? Ma è un po' bistrattata questa parola, perché sì. Alla fine è gente che si sceglie la sua guerra, sì. Va a rischiare la vita, sì. È giusto che ve ne parla. Certo. E quindi se questo vuol dire mercenari, allora bene, io me lo ritengo un complimento, perché insomma alla fine noi ci scegliamo le nostre guerre. Ah, sicuramente. L'importante è siamo sempre nelle guerre, cerchiamo di cercarci le guerre, quelle sante, certo, giuste. Le guerre sante. Ma quindi i calciatori e gli allenatori possono considerarsi dei mercenari a questo punto? Tutti sono mercenari. Ma anche il lavoro, penso che il lavoro, uno che lavora, se questo significa essere mercenari, perché guai a domandare soldi, perché se domandi soldi sei mercenario. Certo. Quindi ragazzi, non domandate soldi a nessuno, se no siete mercenari come noi, perché noi lavoriamo e chiediamo i soldi e siamo mercenari. Quindi vabbè, comunque qualcosa l'abbiamo detto anche nel video, quindi non ci vogliamo ripetere. Non dilunghiamoci, se no poi diventiamo pesanti, quindi è guerra sia. Adesso torniamo alla partita di sabato, Piero, parliamo di calcio giocato, che è la cosa migliore, la cosa più importante, ed è per quello per cui siamo qua, ovviamente parlare di quello che si è fatto. Andiamo a sabato, prendendo questa macchina del tempo, per Cus Paceco 0-2, quindi il Paceco di Massimiliano Mazzara e della famiglia Marino, Corsaro a Palermo. Che c'è da dire? Perché qua c'è il Cus in una situazione veramente
cattiva. Ma allora, diciamo da un certo punto di vista abbiamo visto un CUS che comunque ci aspettavamo, perché sapevamo che un po' di problemi il CUS ce l'aveva, quindi un po' noi avevamo questa idea di vedere comunque un CUS in difficoltà. Al di là delle assenze però. Certo, anche questo fanno parte delle difficoltà, quindi è tutto l'assieme. Devo dire che mi aspettavo un Pacheco migliore. Sì. Nonostante il 2-0, nonostante il risultato ampiamente meritato, attenzione. Assolutamente, questo diciamo, sottolinea il momentaccio del CUS, che non ha approfittato di un Pacheco che è venuto forse era un po' in stand-by. Sì, noi lo conosciamo. A metà acceleratore, dai, non ha mai accelerato durante questa gara. Diciamo che ha fatto proprio il minimo indispensabile per portarsi a casa questi 3 punti. Ha fatto vedere a sprazzi anche delle cose veramente molto interessanti, delle buone singolarità, i soliti Terranova, Testa, Bognanni, su tutti questi 3, su tutti, quindi anche perché diciamo che il reparto difensivo si è un po' guardato la partita e che è stato poco impensierito, quindi effettivamente non c'è stato molto da sottolineare. Infatti noi abbiamo avuto anche la sensazione di è terminata la partita, ma sai, di solito ci sono delle polemiche, delle cose, invece se il triplice fischio è andata come doveva, è andata in silenzio, sai, quando si esce fuori dallo stadio, ma tutto come da copione. Quindi niente, 3 punti dovevano essere per il Pacheco, 3 punti sono stati, mentre i guai rimangono in casa CUS, che adesso la cosa si mette male perché non facendo punti in casa. Ma qua i punti latitano, il discorso è questo, qua i punti latitano e più che altro, ma è l'atteggiamento. È l'atteggiamento, il problema è l'atteggiamento complessivo. Ma anche l'atteggiamento, ma anche un clima di nervosismo che c'è in tutto l'ambiente, non si capisce, ma perché questo tipo di cose? Ma non lo so, è figlia di anche questa è figlia di risultati che non vengono, figlia di prestazioni che comunque sono delle prestazioni che ci stanno, perché insomma noi lo diciamo dall'inizio, questa è una squadra che secondo me non è stata fatta bene, fin dall'inizio. L'anno scorso c'è stato un campionato eccezionale da parte del CUS, quindi e nascondeva anche qualche no, per quello che era la categoria andava benissimo. Ma può essere che comunque tutte queste vittorie, questi successi nascondevano qualche lacuna o qualche problemino che c'era già? La categoria giustificava qualche deficienza, mentre l'eccellenza non puoi permetterti queste cose, quindi niente, la chiudiamo qua, insomma. Speriamo che il CUS si rimetta presto in carreggiata. Abbiamo fatto vedere un meraviglioso video, forse la cosa più bella della giornata. Ringraziamo gli amici di Pacheco come sempre, che sono deliziosi e speriamo che comunque il CUS riesca a uscire fuori da questo tunnel perché è un tunnel, e a rattoppare tutte queste falle che si sono create, perché comunque sia l'importante è salvare la categoria. Infatti. Un gol del Gela che a quanto dice pensa bene, forse è l'unica conclusione in porta. Ha detto pensa bene. Comunque fa sì che il Gela sia Corsaro, mi piace questa parola Corsaro oggi, a Campofranco, quindi il Gela che va a battere il Campofranco 1-0. Un Campofranco adesso rattoppatissimo, perché qua proprio non c'è Sciluffo, KO. Polito si è scassato pure. Ma io minchia quel peeling non lo so. Un momentaccio. E che comunque un Campofranco, che a detta anche di Totò Brucculeri durante l'intervista post partita, questo Campofranco meritava il pareggio nel secondo tempo. Sì, vabbè, anche Totò ha detto meritava il pareggio il Campofranco, perché in effetti insomma un sacco di azioni, anche perché come
tutte le altre partite, caro Totò, hai una difesa che insomma Parcola tutte le parti. abbiamo visto anche il primo tempo sugli esterni, A mare totale. consideriamo che in avanti il Campofranco non aveva nessuno, tanti ragazzini, sì. Quindi ha meritato, alla fine veramente meritava ampiamente il pareggio, perché sei stato graziato veramente. Campofranco al completo io non penso che avrebbe perso questa partita. Campofranco al completo finisce male per il Gela a Campofranco, perché di sicuro, avendo Sciluffo, Polito e poi ovviamente tutto quello che si sviluppa attorno al loro movimento, perché non è tanto poi alla fine che magari ti fai il gol uno dei due, ma è il movimento che si apre, tipo gli spazi, anche perché la squadra rimane più alta, ha meno paura, quindi sicuramente sarebbe stata un'altra partita. Il Gela si va a prendere questi tre punti che comunque gli permettono, però sono 3 punti che non devono nascondere quelli che sono i problemi, che questi sono 3 punti lì, e insomma alla fine là te li sei trovati, te li prendi, però il Gela se vuole vincere questo campionato deve rifare la linea difensiva, punto primo. Nassi sempre pesante, però l'ho visto, sempre pesante, non vedi il giocatore brillante, tecnicamente ovviamente è un altro discorso, però ancora non è riuscito, diciamo, a incanalare il flusso di preparazione atletica giusto, secondo me. Non lo so, forse anche un fattore mentale, magari la categoria. È sempre un po' pesante, capito? È sempre un po' pesante. Alle volte queste categorie, quando si scende di categoria oppure si passa. Ti manca lo stimolo, non lo so. Prendi sotto canto, non lo so. No, però il Gela è una piazza esigente, quindi lì o fai bene, quindi certo. Altro che stimolo. Bene Mincica, che è l'autore del gol, è andato vicino ancora un paio di volte bel campionato, e devo dire che anche ieri il gol si è fatto trovare pronto, il gol viziato, bravo, non da un fuorigioco ma da un fallo che a me è sembrato alquanto. C'è stata una stronzata di Cardovino, perché Cardovino ha fatto una stronzata incredibile in mezzo al campo, io lo dico, però c'era un fallo, lui aveva recuperato da questa cavolata e c'è stato un fallo su di lui, netto, dico, è inutile che stiamo qui a dirlo, il gol è viziato, questo, quindi posizioni di fuorigioco non c'era, l'abbiamo vista, te lo posso garantire, a 10 angolazioni fuorigioco non c'è, perché viene tenuto in gioco dai 2 esterni del Campofranco. Però dai, non si possono pagare, queste cose si pagano. Poi sono stati bravi loro a giocarsi sta palla, e però hanno fatto quello che volevano, cioè sta palla se la sono passate 3-4 volte, tutta la difesa schierata. Erano 8 elementi. Andrea, qui dobbiamo tirarci le orecchie a tutti, la difesa era tutta schierata, hanno fatto quello che volevano, nessuno è uscito, è uscito uno timido lì, hanno fatto calciare con tutta la difesa, ripeto, schierata, hanno fatto 3-4 passaggi e hanno fatto quello che hanno voluto, quindi questo era un gol che sicuramente era evitabilissimo. Però dai, certo, ma adesso la situazione del Campofranco non è bella. 11 punti alla pari col Cussi di cui abbiamo parlato in precedenza. Noi abbiamo detto che sì, si tira fuori, però stiamo attenti perché sono delle sabbie mobili, quelle zone lì, che piano piano vai abbassandoti e non te ne rendi conto. Certo. Che alla fine abbassa, e poi te ne rendi conto quando ti ritrovi. Però dico, aveva incontrato nelle ultime 2 partite le squadre che sono, diciamo, candidate a vincere il campionato, quindi di fare 0 punti poteva anche essere previsto, anche se la squadra in entrambe le gare ha giocato bene, perché non è che ha giocato male. No, vabbè, ha giocato bene, però insomma alla fine dice bene Andrea, dice ma io me ne stai fottendo, e qua mancano i punti, ci ritroviamo in una zona pericolosissima, perché lì a rimanere imbrigliato lì dentro, poi al girone di ritorno sappiamo benissimo che è un campionato del tutto diverso, quindi si rischia. Abbiamo visto delle nobili decadute come l'anno scorso il San Giovanni, abbiamo visto il Camarate stesso, il Ribera, insomma abbiamo visto tante squadre cadere il Marsala negli anni passati, e quindi ricadere in questo vortice e non è quasi di avere difficoltà a uscirne, quindi per rischiare la permanenza. Quindi stiamo attenti, anche perché ancora mancano 2 partite per risolvere
quello che manca. Queste assenze sono pesantissime, per il Campofranco, quindi ragazzi veramente un in bocca al lupo a tutti, a tutto l'ambiente, perché vedo che comunque si stanno impegnando alla grande. L'ambiente che si è ricompattato e io lo spero che si complimenti per questi 3 punti a Totò Buccoleri, a tutto il Gela, che speriamo che possano prendere questa rincorsa per portare fino alla fine l'obiettivo stagionale, che è quello di vincere il campionato. Mamma mia, la festa del cannolo si conclude 1-1. Perché la festa del cannolo? Perché la Parmaval non vedeva l'ora di andare a giocare con il Dattilo per i cannoli. Infatti non è che dice andiamo, siamo andati a Cossone e mangiamo il cannolo. Esatto. Di Salvo Mazzara. Salvo si chiama Peppe, non mi ricordo. Lei comunque, signor Gatto, è lo smemorato di Collegno. Comunque, la straordinaria bontà dell'Eurobar Dattilo comunque ci non ci paga, quindi lo diciamo. Ora ci pigliamo, avanziamo soldi dal Dattilo che ci deve dare i soldi, così ci denuncia. Bravo. Ci fa una bella denuncia, quindi facciamo nome e cognome di chi ci deve dare i soldi. Eurobar di Dattilo non ci ha dato i soldi e noi ne parliamo male, perché sono dei carogne, bastardi, siete denunciateci ora poi di Dattilo. Comunque meraviglioso, una crema come il cannolo. Non è vero, non in tutto questo la Parmaval affrontava la capolista, perché il Dattilo è la capolista. Perché il Dattilo è la capolista in una partita difficile, una partita che si è messa difficile subito per il Dattilo. per il Dattilo. Perché vuoi non vuoi prendono gol su questo lo schema modello Roma di Spalletti. Quello si è sognato sta cosa, ha toccato la palla. No, è schema. No, però dico la visione l'ha avuta. Sì, anche perché Giuseppe Ferro ha evitato di fare quella schifezza che hanno fatto dentro casa con questo manicomio del primo palo, che è una cosa che io non sopporto. Siamo stati molto bravi a prepararla. No, ma sono preparati perché hanno avvisato pure l'arbitro. Certo. Ha detto, guarda che noi facciamo questo eventualmente. Hanno toccato sta palla. Se ne sono andati. Hanno sfiorato questa palla messa in movimento e quindi regolare. Però era meglio prima la regola del prima lo so. Io pensavo che ancora fosse in vigore, invece non lo è. Erroneamente mi sono sbagliato, quindi adesso basta che tocchi la palla è in gioco. Invece prima doveva fare un giro su se stesso prima di essere considerata in gioco, quindi la palla è in gioco, quindi il Rappa ha preso la palla dalla bandierina, è andata avanti fino a dentro l'area, indisturbato, l'ha messa in mezzo, insomma, gol. Complimenti, veramente. Una bella giocata, una bella mandracata. Quindi hanno fatto una cosa e quindi per il Dattilo è in salita. Il Dattilo da partita è stata in salita. Anche perché ha rischiato di prendere anche il 2-0. Ha rischiato di prendere anche il 2-0, quindi siamo state diverse situazioni in cui certo il momento di sbandamento appare come si poteva fu anche un male. Esattamente, quindi il tempo di riprendersi e poi è uscito fuori comunque la superiorità tecnica del Dattilo, anche perché poi Massimo ha chiuso la partita con un 4-2-4 creando fuochi. Ricordiamo che ahimè Cariotto non ce l'ha fatta, quindi mancava il bomber ma non è morto, e comunque è stato risparmiato anche perché non ce l'ha fatta, non ce la faceva. Non poteva, però buona prestazione quando è entrato in campo Davide Parisi, che è l'ex della partita. Davide ha fatto è stato un leone quando è entrato in campo, devo dire complimenti. Andiamo invece c'è stato un rigore, un miracolo. C'è stato Ciccio Tarantino, ragazzi, è diverso. C'è stato un miracolo, sì, c'è stato, ormai penso che Infatti la campagna acquisti per la Parmaval sarà quella di mantenere Ciccio Tarantino, dice ma non vendiamo a nessuno, abbiamo tenuto Ciccio Tarantino, quindi la missione è impossibile. La vita possibile per la Parma sarà quella di mantenere questo super portiere che ha veramente toglie le castagne dal fuoco in un momento veramente molto difficile, toglie la lava. Comunque il Dattilo quando ha pareggiato la gara con una disattenzione di Zammitti, che ci è andato un po' col piede di legno scordinato col piede suo
col piede di legno, è andato su. Comunque il pareggio del Dattilo, alla fine diciamo il risultato, diciamo, per all'ultimo giorno della sera lo sgambetto che la Palma me l'ha fatto dopo un male di occasione da parte dei salvataggi sulla linea di Lappa. Sì, Massimo ha messo 4-2-4, quindi è andato lì a fare veramente all'arrembaggio con molto coraggio per vincere questa partita, però la palla non voleva entrare, diciamo, ha rischiato per l'ultimo di perderla, proprio allo scadere ha rischiato di perderla. Però io penso che secondo me, perché vedi, non bisogna essere bugiardi a dire ma sai, noi incontriamo la Palma, è una squadra. No. Secondo me Massimo ha visto la Palma vincente contro il Castelbuono e inconsciamente, perché abbiamo visto tutti che la Palma contro il Castelbuono era solo cuore, tutto cuore, quindi inconsciamente ha pensato se non vinciamo contro questa Palma allora non abbiamo dove andare. Inconsciamente, nonostante durante tutta la settimana abbia detto ai ragazzi che stiamo attenti perché però inconsciamente questa idea di vincere tranquillamente questa gara ce l'aveva e quindi forse si è trasmessa questa leggerezza. Infatti il Dattilo nei primi 15 minuti diciamo non era il Dattilo vero, non era il Dattilo da combattimento a cui siamo abituati. Questo cosa ci insegna questo calcio ci insegna che bisogna sempre entrare in campo prima che con le gambe, con la mente, perché bisogna entrare in campo con la testa anche contro i giovanissimi. Anche contro i giovanissimi, quindi bisogna sempre rispettare, ma non per un fatto di rispetto, chi sarà vincere i partiti, non è che entri in campo concentrato perché rispetto l'avversario, quando a me poi l'avversario mi fa bobo come ha fatto la Palma ieri e hai poco di rispettare, poi ti viene una bella è in salita perché poi giustamente più il tempo passa e più le cose si complicano, poi c'è quel famoso vuoi vedere che ti frulla nella testa che poi si materializza vuoi vedere che non vinciamo, vuoi vedere che si materializza questo mostro nella testa e vuoi vedere che e poi finisce che ti finisce bene che la pareggi. Quindi anche per il futuro e in tutte le altre squadre vedi, poi ci sono stati anche altri risultati, è un discorso che vale andiamo a vedere, quindi va bene, alla fine è un punto che muove la classifica anche per il Dattilo che mantiene la testa e la Palma del Peppone. Terzo risultato utile consecutivo. Super Pippo. No, fa schifo. Ha inflazionato una merda. Ma effettivamente è pure scarso Super Pippo come allenatore, quindi meglio Giuseppe. Giuseppe sei meglio del Super Pippo. Quindi terzo risultato utile consecutivo, la cosa più importante è questa. E adesso si appresta al derby con il CUS di sabato. Mantenere sempre questa linea, mantenendo la linea e le distanze soprattutto dal CUS, che sono 5 i punti di distacco a questo punto. No, sabato vedremo veramente una bella partita fra sarà una battaglia. Sarà una bella partita da vedere, quindi ci sarà anche un pienone, saremo lì a visionarla per voi. Miracolo a Favara, miracolo a Favara, il Pro Favara torna a sorridere, quindi si allunga il baffo di Toti Longo che ride, Toto minchia, niente, bellissimo, sono felice, ma perché lo chiami Totò se lui è Gaetano? Perché sbaglio? È Gaetano, Tano semmai. Lo so, Tano. Gaetano a difendere, dai. Allora, grande partita del Pro Favara, perché veramente, a prescindere che Longo aveva in panchina di quei ragazzini del 98, sembrava in viaggio in visita al campo, la scuola calcio, e fa sua una partita meritando, perché già nella traversa di Ortolini ci fu un palo, una serie di azioni, cioè dico... ma io a mio padre vorrei non parlarne di
Io dico ne, una cosa. Ne vorrei però parlare per festeggiare questi 3 punti di Gaetano, perché veramente siamo felici per Gaetano, per tutta Favara, per il Pro Favara, per quello che farà fra non molto, e quindi speriamo veramente che riesca a racciuffare di nuovo i vivi, perché per ora è nel Vabbè, dai, limbo, 5, ne stanno prendendo nel limbo 5. nell'oltretomba. Dico, ne stanno prendendo 5. Uno lo sappiamo, ne rimangono 4. Vabbè, Anzi, un altro lo sappiamo pure. Uno vale per 5, già sono Allora, 5. uno vale. Allora quando dicono 5 perché Sono ne 9. prendono uno. 9. Ah, sono 9 allora. Sono 9. Perché uno vale per 5 più 4 9. Però lasciamo stare questo. Dico, felicissimi per Favara, per tutto l'ambiente, per i nostri amici. Però ragazzi, dobbiamo fare Ha segnato Meo. Ha segnato Meo. Non è un Meo. Non è Meo di di Paceco. Però dobbiamo veramente ora non lo creare una sala di torture per questo Mazzara che noi comunque, attenzione, guardateci, seguiteci a Mazzara, perché quando noi non esultiamo, non ci esaltiamo delle vittorie, è perché sotto si leggono delle cose che non vanno, che poi viene fuori quello che succede, il fattaccio. Perché andare a non vincere e perdere con questo Pro Favara, nulla togliendo ai nostri fratelli di Favara, e per quello che vuole fare il Mazzara è da lasciare tutti lì a Favara a piedi, il pullman se ritorna vuoto, e ora va a sprecare, guarda, venite con i vostri mezzi, vi pagate il biglietto del treno, rimanete tutti a Favara. Ma come si fa a fare così male? Perché io questo... Ma non è che fare così male, è figlia di un percorso. Sì, ma noi ne questo, parlavamo l'abbiamo già giorni detto, fa anche con qualche amico nostro, e ne abbiamo parlato anche nella trasmissione precedente. È figlia di un percorso che solo il risultato ha coperto le mancanze. Le mancanze di un gioco che latita. Ma sono proprio deluso. Quindi oltre ai rinforzi qua bisogna veramente cambiare la testa a quello che è la mentalità di questo Favara, che non di può, questo Mazzara, scusate, che il Favara di questo Mazzara, di un Mazzara che va a Favara e amici di Mazzara, di Favara, anzi voglio approfittare per salutare Calcedonio Iacuzzo, che è un ha immortalato la gara e ci ha inviato le immagini che abbiamo visto prima di parlare di questa partita, ovviamente, anche e Giovanni De Caro che l'ha detto, multimedia stampa di Favara, quindi infatti salutiamo gli amici di Favara, che comunque ci siamo informati, dice, ma come hai visto questo Favara? Dice, dunque noi abbiamo avuto la sensazione, questa è tremenda, che sono venuti qui per prendersi il punto. Cioè, questo ci hanno detto. Abbiamo avuto l'impressione che questa squadra è venuta qui per portarsi via un punto. Ok. Cioè, questo è stato dettoci, riferitoci da Favara. A questo punto Elio ha bagnato. No, Elio sicuramente sarà assieme a noi. Se tu sei incavolato, se sei vivo, fatti un colpo, facci sentire. Perché proprio io non... se dobbiamo portarlo in porto, perché io ho paura. Ma che devi portare in porto? Così devi non si può da nessuna parte, né da parte del Mazzara né da parte del Gela, quindi tutte e due le più belle. Quelle che devono essere... non voi lo tira fuori sempre anche sto punto, fa schifo, però dietro... Dicevamo la stessa cosa la settimana scorsa per il Mazzara, quindi tutte e due stanno facendo un campionato parallelo. Ma brutto. Le belle, le miss di questo campionato stanno facendo cagare, quindi, ma lo diciamo sempre per affettuosamente sia a Gela sia a Mazzara, perché noi vogliamo queste due squadre in Serie D. Quindi sono in attesa del mercato. Allora per l'edicola di Cattelsol ci vuole il Gela e il Mazzara in Serie D, ma non perché non vogliamo che le altre ci vanno, perché noi sappiamo che questi due centri possono stare in Serie D, possono fare qualcosa di buono, bene, come dicevamo l'anno scorso per il Marsala. Quindi vedete che dovete fare, Elio,
Quindi, noi abbiamo il passepartout per dire tutto quello che vogliamo, perché i tifosi del Genoa e i tifosi del Mazzara sanno che noi vogliamo che siamo con loro, li vogliamo in Serie D, quindi non rompete le scatole, non vi incazzate e cercate di arruspigliare. La Mazzara piccola la Mazzara? No. A Gela manco. Però noi diciamo così, ci denunciano. Cercate di darci i soldi, se no facciamo una guerra. Viva i mercenari! Viva i mercenari! Approfittiamo. La Libertas blocca 1-1 l'Alcamo, e questa Libertas fuori casa è veramente una gran rottura di scatole per tutti. Complimenti, veramente. O no? O poi dici, ma quando parlate te? No, noi abbiamo visto la Libertas 2010 Odissea nello spizio, e l'abbiamo visto qui contro il Corso, e devo dire che ha un'ottima fase difensiva, assolutamente, a me è piaciuta, su cui ovviamente si esalta Licari, giocatore straordinario, quindi anche se sembra un tossicodipendente, se lo guardate in faccia, è uno dei difensori più forti della categoria, si può dire? Sì. Quest'anno è brutto, mischino, però è forte. Vabbè, il brutto non è una colpa essere brutti, però se uno magari lo vede e dice, ma chi è buono, sicuro, buono, Licari. Comunque bravo Licari, ha una buona fase difensiva, però dico, questo Alcamo che sta combinando, fa quelle due partite che ti sembra che, te l'ho detto, si avvicinano fino a mese, ci entusiasmano, poi viene, non lo so, non può, questo è un Alcamo, questa è una squadra veramente che ha veramente tante facce, non si capisce come prendere. Io Riccardo Chico ha veramente un grosso compito che brutta gatta a pettinare che si è preso. No, non lo so. No, ma la verità è quello che hai detto tu. Ecco, questa è una squadra che ha tante facce, mentre una squadra dovrebbe averne una sola di faccia. Sì. Penso che il riferimento. Ma io sono. Non c'è unità di intenti, è inutile, figuriamo. Perché vedi. Prima si giocava per una maglia, si giocava per un paese, si giocava per l'amico, per il compagno, per l'allenatore, che non si era più per nudo, veramente si è perso, come nella vita si sono persi i valori, si sono persi, quindi tu vedi delle partite veramente, finisce la partita, tu perdi, pareggi, comunque è una sconfitta comunque. Per l'Alcamo in questo momento è una diretta concorrente per la salvezza, questo è uno scontro salvezza. Sì, anche perché ora vai a rifarla questa squadra, perché ora sicuramente è una squadra, non puoi. Gente andrà via. Sì, ma valla a rifare questa squadra, perché ora vedi, ci sono piazze che li devi convincere i giocatori a venire. Certo. Non è che tu puoi fare chiacchiere, come abbiamo detto nel film, nel prequel dei mercenari, questo calcio va aggiustato, e per noi è una missione, come dicevamo, cercare di mantenere questo calcio vero, il nostro calcio, e far ritornare i valori, ma da parte di tutti, da parte dei giocatori, dei presidenti, dei direttori sportivi, degli allenatori, devono ritornare i valori, e però in questo momento l'Alcamo ha dimenticato tutte queste cose, proprio le ha dimenticate, quindi Riccardo, che io saluto, Riccardo Chico, che vedremo presto, ricordiamo che ha una bellissima scuola calcio, Riccardo, è la cosa più bella. 13 dicembre, Mito Cup Junior, esattamente, Campi Trinacria, grandissima manifestazione. Guarda, la cosa più bella del 2005, calcio 2006, 2007, tanti ragazzini, tanto calcio, festeggiamo Santa Lucia. Stiamo preparando una cosa meravigliosa per il calcio, quello proprio dei bambini, che è una cosa bellissima. Ma ritorniamo a questa disfatta, perché all'ultimo anno era persa, perché hanno pareggiato per un autogol, credo. Sì. L'autogol al 27. E poi non riuscire a chiuderla e vincere questa partita. Quindi niente, l'Alcamo in serie difficoltà, perché poi valla a riprendere questa. No, sono preoccupato, sono veramente preoccupato. Un Alcamo che in questo momento, per come sta andando, rischia di fare i play out, perché lo dico, è inutile che parliamo un po' di risalita, qua si parla di play out, perché poi vedi, Salvo, altro che tu hai una squadra
che te la porti da agosto, te la porti e poi magari fai 2 ritorni. Caso e vacanza la squadra devi a riformattare tutto. Sì, tutto. E se lo fai che hai 25, 26, 28 punti, ma se lo fai a, non so, 11. A 11 punti, non so se riesci a fare altri punti di qua a fine giornata, sono cavoli amari. Esattamente. E quindi niente, Riccardo, noi ti auguriamo veramente, che tu sai quanto ti vogliamo bene, quanto ti stimiamo, e io veramente voglio che Riccardo se ne esca fuori alla grande da questa situazione. Però, per quanto riguarda Balsamo, elogi a tutti i ragazzi, lottano, cercano. Che poi veramente le squadre che sembravano morte ultimamente stanno tirando fuori una vena di orgoglio. Vedi Propavara, vedi Libertas, la Parmonval stessa che è fuori da questo, in questo Rappadali, momento, per la rabbia, per il carattere, per un ritorno a un calcio all'antica. Sì, paradossalmente. Che noi l'abbiamo detto all'inizio, quando la Parmonval cercava di giochiare e si sentiva che era squadrone e perdeva tutte le partite, noi dicevamo, ragazzi, bisogna ritornare al passato. Intensità, voglia, rabbia, e cercare di arrivare prima sulla palla. Esatto. Questo è quello che deve fare il nostro calcio, la satellite di televisione, perché quello è un altro calcio. Quello è un altro sport. Ci sono altri piedi, ci sono altri piedi, ci sono altre teste, cioè quello nostro è un altro calcio. Quindi io è un rimprovero che faccio a tutti i tecnici che hanno portato nel nostro calcio un calcio che non è. Che noi non possiamo fare il Barcellona, chi perde di Piero Gatto e dei campi sperduti di Salvo Sorci. Quindi, quindi facciamo un calcio adatto a quello che è il nostro calcio. Questo è un appello che facciamo a tutte le squadre, perché sennò veramente rischiate di fare malafiore, non è che. Quindi brava la Libertas, e comunque l'Alcamo stiamo attenti. Dopo quasi 2 mesi ritorna tra le mura amiche dello Stadio Failla la vittoria per il Castelbuono contro il Mussomeli, una grande partita che ha visto trionfare, grazie alla rete di Salerno, la squadra locale. Piero. Grande Ricca, bravo, contento per Ricca, sono veramente felice, perché comunque dopo che era squalificato perché è stato espulso qua alla Parma per detta allucinante, ricordiamo. Porta bene, quindi ora porta bene, porta bene. No, sono veramente contento per Ricca, perché comunque dopo la sconfitta della Parma è stato un boccone amaro, non digerito da molti, e quindi questa vittoria è tutta sua e tutta dei ragazzi, che anche i ragazzi hanno dato una risposta a tante chiacchiere di mercato, di cortile. Quindi veramente bravi ragazzi, avete dato una risposta a tutto l'ambiente. E cosa dire, però ragazzi, questo Mussomeli Mussomeli, diciamo che dopo il gol non è esistito più, perché è uscito dal campo, anche se il primo tempo comunque ha fatto, diciamo, il discretamente. C'è stato forse un gol che un po' mi ha annullato, un gol che noi non sappiamo, quindi non ho visto le immagini, quindi purtroppo comunque c'è stato un gol annullato, che si sono lamentati lì dal lato Mussomeli, però molto poco per poter vincere una partita contro una squadra che comunque la voleva vincere a tutti i costi. Assolutamente. Per zittire questi rumors della settimana. Io siamo contenti. Sono veramente contento, sono contento per i nostri amici di Castelbuono. Abbiamo un po' di saluti da fare, perché tanta gente che si è fatta sentire settimana. In particolare il solito nostro vecchio saggio di Liborio Bresciani, noi ti amiamo proprio fisicamente. Mazzola, Cenzo Mazzola, sì. E poi chi? Ma no, vabbè, un centralino che non fa parte del campionato. Che c'è? Chi? Perché si è dimesso. Si è fatto sentire, ma no, con piacere. Siamo invitati, allora lo diciamo a 7.000 persone, siamo invitati a Castelbuono perché Giuseppe Scacciaferri ci ha invitato per una scenetta intima
Bellissimo. Ebbene, Ma che Giuseppe belle Schiacciaferro, ti cose. ringraziamo che sei un amico. Che belle cose. E lo accettiamo, quindi Certo. è ufficialmente accettata questa cena. Ci vedrete a Castelbuono a mangiare insieme a tanti amici. Quindi... No, adesso non allargare perché poi a proposito di pagare non faceva poi No, Giuseppe, ma non è, vabbè. vediamo di fare, quindi grazie veramente è un paese meraviglioso, un pubblico meraviglioso che merita veramente un grande calcio, quindi è ritornata la vittoria il Castelbuono e siamo veramente felici per però quello che felici si può dire oppure è offesa, no? No, si può Quindi dire. si può dire. Felice si può dire. A Mussomeni invece si aspetta il mercato un po' per aggiustare tutte le situazioni. Mussomeni deve Perché... aggiustare tanto, Mamma mia. perché a quanto pare forse questa squadra che sembrava uno squadrone è andato via il pezzo forte di quello che è stato il mercato estivo, che è Mariano Cordaro, che magari ha ragione, ha torto, che sono è andato via, no, io non parlo il fattore che è andato via, ha ragione, ha torto, è andato via, ha ragione, ha torto per quanto riguarda le prestazioni di Mariano a Mussomeni. Non so se sono state buone, quindi magari si aspettavano che solo Cordaro potesse vincere il campionato, quindi magari questo non è stato possibile, quindi si deve rivedere un po' tutto quello che sono i progetti di questo Mussomeni e di questa grande dirigenza, che noi ricordiamo sempre che Mussomeni ha forse la dirigenza più bella, no, perché si talare, però ovviamente diciamo bei uomini se ne contano sulle dita di una mano, siamo pochi. Comunque è una dirigenza favolosa Mussomeni, quindi speriamo veramente che risolva questi problemi seriamente, in maniera con molta lucidità, che magari... Però io sono curioso di vedere Castelbuono come si muove dopo questa bella vittoria. Voglio vedere se ci sono delle novità e se si continua una linea, che si era parlato di sgombro, di pesce, quindi di pesce si era parlato di pesce. Ma si può dire pesce oppure offesa? Se sgombro è un pesce, non si può dire, non ancora, diciamo. Quindi no, dobbiamo stare attenti. Nell'almanacco scientifico appare come pesce, quindi vediamo, siamo curiosi di vedere veramente come si muove questa squadra, è ricca se porta in porto questa missione. Anche tu oggi ti sei fissato con questa cosa di portare in porto. Porta in porto del dattilo. Quindi bravo Castelbuono, bastonate per questo Mussomeni che dopo quelle due illusorie partite vinte con Mazzara e Gela, che noi abbiamo pure detto, purtroppo ahimè, mica picchiamo sempre ragione. Nostradamus. Stiamo attenti, perché queste due, come chi che vince la Pirro, che è le vittorie di Pirro. Le vittorie di Pirro, Pirro. Sono delle due vittorie che forse hanno fatto più male che bene a illudere questo Mussomeni, che veniva da 4 sconfitte consecutive, non per caso. Poi sono state queste due vittorie che hanno forse illuso più di tanto, e ora siamo ritornati di nuovo ai soliti problemi. Quindi Renato ha un bel lavoro da fare lì a Mussomeni, che lo faccia perché è bravo e quindi ci riuscirà sicuramente. Se non le risolve lui queste cose, è giusto. Re Maggio, il 6 gennaio. Il 6 gennaio è la festa di Re Maggio. A casa vostra arriverà Renato. Re sta per Renato, Maggio, quindi il Re Maggio avremo il quarto maggio, Gaspare, Melchiorre, Baldassarre e Renato. Comunque noi abbiamo dove vai? La nostra arma, che è sempre che abbiamo fatto vedere, di distruzione di massa. L'abbiamo portata, e questa è la nostra arma. Finché c'è questo vinceremo sempre noi, ricordatevelo, le note cavannacate, con questo non si scappa. Un Camarat bello ma sprecone Risultato. si arrende 1-0 in casa del Raffadali, che con scifo materializza, diciamo, questa occasione che porta questi 3 punti in uno scontro diretto per la permanenza della categoria. Perché questa era una grande partita sotto il profilo agonistico e di intensità.
Il Camerot non ha sfigurato perché comunque ha ricevuto tanti complimenti anche da parte degli avversari a fine della gara, però rimane il fatto che la squadra di Scalia se ne torna a casa senza punti e più che altro la cosa più preoccupante è che 3 punti li piglia il Raffadà, cioè perché non perdere ha un senso, ma perdere contro una diretta concorrente non sono 3 ma sono 6 punti, anzi 4 perché nello secondo caso che arriva a pari punti è come se gli avversari avessero un punto in più, quindi è molto pericoloso, molto pericoloso. Comunque è una situazione che comunque sono tutte cose che si sapevano, quindi non è che adesso uno ci si può sorprendere, e la sorpresa invece è stata il fatto che comunque il Camerot è andato a fare una grande partita, quindi questo già lascia ben sperare al lavoro che potrà andare a fare Scalia quando avrà la possibilità di ritoccare questa squadra che ricordiamo non si sapeva neanche se si iscrivesse a questo campionato, quindi bisogna capire anche le difficoltà che ha avuto questa società nel mettere su una squadra, quindi bisogna sempre dire bravi a tutto questi ragazzi che sono veramente Privitera, Bianco, sono veramente dei ragazzi eccezionali che stanno tirando questa baracca, però purtroppo il campionato d'eccellenza è un campionato difficilissimo, come vedi non ci sono squadre che puoi dire io vado a vincere. Il Raffadale con tutti i suoi problemi, quindi mancando pure 7 case, quindi comunque l'assenza molto un pesante. paese mancano 7 case, spari tutto strattate, esattamente, quindi tanta gente per strada quindi non lo so, però la Raffadale recrimina un calcio in rigore a favore, poi alla fine ha vinto. Poteva vincere una partita, alla fine la potevano portare diversamente a conclusione. Ha avuto anche il Camerot. Il Camerot ha avuto un sacco di occasioni, lucidità sotto porta stavolta 0, poi certe volte sta squadra se non segna Privitera, perché la verità è questa. Ma chi ti arrivò a 100 gol? Ma quando non segna Privitera è un problema. Se non deve essere una maniera, già che sono fai macchina, Teodoresi. Non ti fai sentire, non ti fai vedere, no, siamo costretti a mettere in un bar, fatti sentire, aiuta questi 2 mercenari, bisognosi. No, che mercenari siamo, non pagano, no? Ma infatti siamo 2 mercenari coglioni. Esattamente, e rischiamo poi di farci denunciare, perché chiediamo i soldi nostri, però certo, non è che ci chiediamo vincere soldi, ma queste sono altre cose, veniamo pure minacciati. Esattamente, quindi minacciaci pure ci giochi nella vita, quindi no, però vediamo, a parte scherzo, vediamo, però problemi. No, va bene, spero che li risolva Paolo, che abbiamo visto sabato e ne abbiamo parlato, perché giustamente non c'è la squadra. Poi l'assenza di Filippo Pilotto è gravissima, perché un macigno, come se il Barcellona mancasse Messi. Attenzione, perché ne hanno 2 che hanno giocato contro il Real Madrid e hanno fatto 4 pere, quindi poi Messi è diventato gli ultimi 20 minuti. Vabbè, un Messi storico. Io ho menzionato con Suarez e Neymar, l'assenza di Messi, non avete Suarez e Neymar, non avete Suarez e Neymar, giusto? Neymar. Quindi grossi problemi per Scalia, che per ora non dorme la notte perché deve vedere come fare, come costruire. Infatti sabato aveva le occhiaie. Questa squadra, comunque gli hanno promesso a Cammarata, a patto e condizioni, io salgo, io vengo, però dobbiamo fare la squadra, quindi la squadra del Camerot la farà, che è una promessa fatta è una promessa, quindi vedremo un altro Camerot nel girone di ritorno, però stiamo attenti, facciamo qualche punticino in più, perché più punti riusciamo a mettere al giro di boa meglio è. Come sta facendo il Raffadale, quando ha preso Cappelluzzo bianca, ha puntiato. Ha fatto, sta avendo le cose importanti, un po' come ha fatto la Palmoball con Giuseppe Cerro, perché ma forse questi cambi allenatori fanno bene, se sono fatti mirati e fatti giusti, non è che fanno bene, perché guai, io non voglio mai che si manda via un allenatore, perché io difendo la categoria, però sta di fatto che tutte le
squadre che hanno cambiato stanno facendo bene. Ma bisogna cambiare e pigliare allenatori, pigliare gente che non prende soldo perché tipo il tuo sponsor o perché giusto deve allenare, fa male al nostro calcio, quindi anche questa è un'altra missione nostra che dobbiamo portare avanti, perché le società devono prendere gli allenatori bravi, pagarli, perché si devono pagare gli allenatori, e in cambio chiedere un risultato. Quindi se si picca un allenatore così, giusto che non picca, allora poi si hanno risultati sbagliati. Quindi evidentemente la Bianca è un allenatore, Giuseppe Ceto sta dimostrando essere un ragazzo in gamba, e il nostro Paolo Scalia è un signor allenatore che sicuramente ci farà vedere qualcosa di buono a Cammarata. Bang! Novità in casa edicola, novità, abbiamo le novità. Novità. La San Cataldese non ha giocato bene. Macciano, buttatelo fuori, mandatelo via. Ma gli allenatori insomma, Macciano, ma finiamo, non ha giocato bene, mica ha aspettato 2 anni per dire. La San Cataldese, 2 anni. È 2 anni che aspetta questa occasione, che schifo, mamma mia! Che vergogna! Schifo. Una linea 5 dietro! Ma come si tiene un allenatore come Marciano? Difensivista! Che schifo! Non si può tenere un allenatore come questo che dopo 2 anni gioca male. Ma che stiamo scherzando? Alla Folgore non gli hanno dato neanche un rigore perché doveva vincere. No, non si può. Comunque, finalmente male, finalmente male. Abbiamo dato il profilo, non bene. Ora toccherà a Marciano. Ma dai, però alla fine glielo possiamo dire. Rosario, ciao. Dai, capitano queste giornate. Però non ha chiamato. È per questo. Male. Perché sembra la pubblicità quella degli assorbenti, no? Cioè, in quelle giornate un po' così, quando non riesci a esprimerti al meglio, va bene che ti prendi un pareggio in questo caso. Un pareggio? Va bene che ti prendi un pareggio. C'ho un pareggio. Sì, se per andare a male significa pareggiare comunque sia contro la Folgore, e che ben vengano questi pareggi, e che ben vengano, dai. È un punto, secondo me, che nella tabellina poteva starci un punto a Folgore, ragazzi, con la Folgore, ragazzi, non scherziamo. Anche perché dentro casa è una squadra molto arrembante, molto aggressiva, molto determinata a portare a casa. Secondo me nelle ultime partite la Folgore sta cambiando anche mentalità ed è anche un po' più determinata dal profilo caratteriale, quindi sono contento da questo punto di vista. Ma forse c'è una crescita anche sotto il punto di vista fisico, perché c'era stato una lieve flessione un paio di settimane fa sotto il punto di vista fisico, perché si muoveva poco nelle posizioni, invece adesso si è ricominciato. Ma noi comunque abbiamo criticato fra virgolette il fatto che questa squadra magari si potesse cullare un po' sulle ali dell'entusiasmo, e quindi comunque la Folgore vedi che è là sopra. Un cretino che sta parlando ha detto che all'inizio poteva essere la sorpresa di questo campionato, e io invece un altro cretino ha detto che poteva essere la sorpresa del fare bene, ma intanto il Riviera Marmi nello scorso campionato. Però cosa c'è? La verità sta nel mezzo. La verità sta nel mezzo, perché comunque queste nostre avvisaglie aprono gli occhi agli addetti ai lavori, perché noi lo facciamo in fin di bene, noi non vogliamo andare, non ci permettiamo di criticare un lavoro serio fatto a casa folgorina, perché veramente lì si fa calcio sul serio. Quindi siamo contenti quando magari le squadre pigliano una svolta e riescono a rimediare a qualche piccola deficienza. Quindi comunque secondo me è cresciuto amoroso in primis, è cresciuto amoroso perché anche lui si è reso conto, ha aggiustato qualcosa rispetto se non fai così in questa categoria è giusto diciamo dirlo, quando un allenatore rivede qualcosina. Ma quelli bravi così fanno. È giusto dirlo, non è che perché poi i ragazzi scendono in campo, va bene, comunque siamo tanti bravi ragazzi, tanti ottimi calciatori all'interno della Folgore che poi fanno il loro dovere, però se c'è in primis la testa, che è quella dell'allenatore, che riesce a trasmettere dei concetti, ma anche una personalità, una voglia di fare, una cultura del lavoro importante, giusto sottolineare. Infatti, quindi di questo teniamo atto, noi siamo sempre a favore degli allenatori, perché sono quelli che sono i cuochi
di una buona cucina è l'allenatore. Se non è un allenatore buono non si mangia bene. Ma anche il cervello di un corpo, no? Materialmente sembra soltanto la testa, ma invece gli arti non si muovono se non c'è un indirizzo. Un buon allenatore significa un buon gioco, un buon bel vedere. Quindi la Vogel comunque ha fatto anche lei un buon punto contro una squadra che comunque è una squadra che sta facendo vedere delle belle cose, però ultimamente mi pare un po' afflosciata la San Cataldese, a prescindere dal fatto, lascia stare che è la prima volta che si parla non bene della San Cataldese e noi siamo stupiti di questo. Però pure vedo che fosse un po' di afflosciamento, c'è un calo mentale che al nostro fratellino Rosario noi lo suggeriamo. Ma questo è quello che si vede da lontano, ecco, è giusto che lui che ha il polso della situazione. Anche qui al CUS però lo vedi, il CUS riesce una caratteristica, riesce a far giocare male tutti generalmente, perché però far giocare male è un conto, però bisogna sempre stare attenti ai particolari, ecco. Quindi anche qui non è stato uno splendido San Cataldo, perché noi sappiamo quando gioca San Cataldese che cosa è, quindi noi vogliamo vedere quella San Cataldese e quella è la squadra di Rosario Marciano. Promozione. Mercenari. No, terza pizza però per l'edicola. Eccola. Allora, terza noi pizza. Stasera, Christian, siamo lì. Sì, ma quando sapi la trasmissione, Christian? Allora, ma forse ce la fa. Non lo so. Vabbè, comunque potrebbe. 6-1 contro Borgate. Allora, facciamoci denunciare da Christian. Avanziamo. Estorsione ai danni di Cristian Perricone. I mercenari. Christian, se non ci offri la pizza. 3 pizze sono 3 pizze. Denunciaci. Vai dal Bagnasco che si compra gli appartamenti e gli dici dal cardiale Bagnasco. Va bene. Estrema unzione data da padre Perricone ai danni del Borgate. 6-1. Borgate però invece che ora si chiama Scogli direttamente. Estrema unzione data da padre Perricone. Comunque non sono contento. Il problema del gol il Villabate se l'è risolto tutti in una partita. Ne facevi 3, gli altri 3 te li meglio che ve li conservavate per le altre partite. Il Carini perde, che sta combinando, però in compenso ha cambiato l'allenatore. Sì, ma già è 3 settimane che ha cambiato l'allenatore, ha fatto 3 volte la stessa cosa. Male. Perché si vede la mano. Si vede, ma l'allenatore segna Esposito, Nini Esposito è l'ex, quindi è il Casteldaccio. Mi dispiace per il Carini, però siamo sempre là, non ci pensate alle ultime 2 partite, perché perdere la categoria è un peccato. Però ogni anno ma perché si fissa sempre gli stessi giocatori? Non è detto che il calcio sono di 4 giocatori. Quelli del paese che giocano figlio, mio figlio, suo figlio. Se dobbiamo fare calcio bisogna farlo seriamente, se no levateci mano e vi fate il calcio all'oratorio e va divertite, perché qua la promozione facciamo mica mi incazzo, io voglio un Carini all'antica, un Carini che gioca per vincere il campionato, no? Che a giocare a ma anche perché cambia l'allenatore e i giocatori sono sempre gli stessi. Dai. Comunque Forza Carini. Castellaccia ha una grande squadra, quindi Prizzi tutte consumate. Prizzi 0, Castellammare 1, continua. Non vince più il Prizzi. No, aveva vinto la settimana scorsa, che dice? La settimana scorsa ha vinto. E non che Domeschino fa una guerra, Massimo giocherà solo perché si è mangiato un gol incredibile. Mamma mia. Massimo la Barbera. Vieni da noi a giocare. Ti aspetto. Il Partinico vince contro il Bolognetta 1-0. Penso che abbia perso comunque. Vero. Ha perso di nuovo. Ma devo controllare. Controlliamo, ora che noi controlliamo veloce. Scusami, intanto incomincio a salutare gli amici, tutti quelli che ci denunciano e tutti quelli che non ci conoscono. Però state attenti. Allora, Carini abbiamo detto la nuova Sanchez.
0-1. 0-1. Il Monreale ha purgato di nuovo Butera, non lo so, lo sai. il Monreale sta perdendo il treno e stiamo attenti. Dobbiamo ci si è eclissati a metà classifica, però adesso siamo più vicini alla zona. Ora non vorrei che questo Monreale si sta specchiando chi sognobbetta e si affonda, perché già per tre partite che non si vincono, anzi che si perde. Ma è da quando che non diciamo Maramà? Ma hai visto? Maramà! Allora diciamo Maramà, perché può essere che sei morto, si sblocca questa cosa qua. Esattamente. Questo Maramà che andava bene. Mi ha rotto le scatole. Allora, ricordandovi che la capoclassifica Riviera Mar mi ha pareggiato 3-3 contro l'Ares Menfi, inaspettatamente in tutto questo. Ma dobbiamo salutare a qualcuno? Non voglio salutare a nessuno, ho salutato fin troppe persone. Io mi scoglio tutto. Vabbè, non ti preoccupare, l'Alzheimer è cavalcante, abbiamo una lista di cose ci sta pure. Ricordando a Pericone le 3 pizze, a tutti quelli che ci devono dare soldi, che minacciateci di estorsione, che abbiamo tanti avvocati quindi a difenderci, non vediamo l'ora di utilizzarli, tutti questi amici, esattamente. Vi ricordiamo che per oggi è conclusa l'edicola dei 2 mercenari più ricercati del calcio siciliano. Si metta il baschetto qua, così. Si mette il baschetto finalmente, quindi da mercenario. Un saluto da caporal general mercenario Piero Gatto e da Salvo Sorci. Io sono senza etichetta proprio, caporal generale non si capisce che cosa no, mercenario proprio a pagamento sono io, mercenario, perché allora militare non lo so, non l'hai fatto. Io ohimè lo fa, io allora lo posso. Ma 3 ore per sta storia di dobbiamo ricominciare come i vecchi, ma che te frega. Basta, un saluto le dico di mister Piero Gatto. Vi vogliamo bene. E Salvo Sorci. Ciao amici. Ciao. Vive mercenario. Vive mercenario.